che è stato fatto, io credo che alla luce di quello che abbiamo visto oggi, che mi auguro che l'assessore Girlando abbia la voglia di fare anche, perché probabilmente lui non conosce i locali, perché se no non avrebbe mai potuto scrivere quello che ha scritto e che ha detto, in qualche modo si comporti di conseguenza. Del tipo è qualcosa che non mi appartiene assolutamente. Io credo che in questo momento sia uno scontro tra cultura e politica, che è una cosa differente. Credo che in questo momento un rinnovamento che in molte parti d'Italia pare essersi avviato, a Catania non si sia avviato. Ed è un momento in cui in realtà io credo che il rinnovamento necessario non sia più rinviabile. È inutile polemizzare ulteriormente, scusate la voce, io credo che era opportuno che associazioni, tecnici, cittadini vedessero le condizioni in cui versa l'immobile per poter liberamente cioè formarsi una propria consapevolezza e dire se il canone è congruo o non è congruo e se i locali sono fatiscenti o meno. Troppe cose sono state scritte sui giornali, ora credo che sia giusto che in qualche modo il confronto si sposti in altre sedi.